Bentrovati ad Amici Amici, il programma che mostra come bergamaschi e bresciani si conoscono e si stimano, almeno in questo anno speciale di Capitale della Cultura. Ecco Palazzo Broletto, sede medievale delle signorie regnanti sulla città di Brescia. Lo conosceranno i bergamaschi e i bresciani che diranno dell'elegante Palazzo Medolago Albani a Bergamo, a 2 passi dalla porta di San Giacomo in Città Alta. Sigla. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Guardate qui che abbiamo pescato qui a Bergamo. Ti chiami? Mi chiamo Daniele, piacere, salve a tutti. Piacere nostro. Piacere vostro, sono Daniele, vivo a Bergamo da quasi 4 anni. Come si sta a Bergamo? Come stai? Diciamo che Bergamo è una città che va visitata da cima a fondo. Promozione turistica, ti faranno assessore alla promozione turistica. Non sarebbe male comunque. No, va visitata veramente da cima a fondo, come ho detto. Senti, ma tu i bresciani e Brescia la conosci? Non la conosco molto bene, però me ne hanno parlato. Mi hanno parlato, è una bella città, infatti se ho la possibilità andrò a visitarla, molto volentieri. Ti hanno parlato anche di questa storica, non inimicizia, ma almeno un po' di simpatica rivalità tra bresciani e bergamaschi. Sai che siamo anno del Capitale della Cultura, Bergamo-Brescia? Da quest'anno ho sentito che siete... Quest'anno sì. Siamo capitali, Brescia e Bergamo, sono capitali della Che cultura. dici? È una bella iniziativa. Senti un po', questa Daniele è una piazza, anzi è un palazzo bresciano. Non l'hai mai visto, lo conosci? La chiesa, se non erro, è una chiesa. La chiesa sta accanto al palazzo. Questo è Palazzo Broletto, sede della provincia di Brescia, con la Torre del Pegol. E quindi quando verrai a Brescia... La vedrò molto sicuramente. Infatti qui alle nostre spalle abbiamo anche la Torre del Gombito. Ecco, vero? Allora la Torre del Gombito e noi tante altre torri. Va bene, Daniele, tante cose belle, salutiamo allora i cugini bresciani. Salve cugini bresciani. E comunque ricordatevi, se volete venire a Bergamo, venite quando volete, in estate, in inverno, quando volete. Ecco. Sotto il portico della loggia qui a Brescia in compagnia di Antonio Giovanni Ciricola. Antonio. vabbè, mazzo, nome, cognome, codice fiscale, Antonio Giovanni, Antonio. Però tu Antonio non sei bresciano. No. Di dove? Di Sessaruca in provincia di Caserta. Vabbè, ma da quanto tempo stai qui a Brescia? Da una ventina d'anni. Beh dai, allora un pochetto bresciano lo sei diventato, no? Almeno per simpatia e per acquisizione così culturale, per l'aria che respiri. Un po' te un face ogni tanto ti scappa. Sì, qualche volta. Vabbè, allora stai guarendo, insomma, dai. Si scherza Antonio. Senti un po', ma tu che dici di quest'anno di Capitale della Cultura Bergamo-Brescia? Penso che sia una bella iniziativa e poi vedendo la storia sia di Brescia che di Bergamo penso che è veramente un successo. Beh sì, dopo quello che è passato. È un coronamento che va insomma a premiare il lavoro delle due amministrazioni, Anche come riscatto morale. Allora ora io, caro Antonio Giovanni, ti mostro questa immagine. È un palazzo bergamasco. Tu lo riconosci? L'hai visto mai? No. Questo è Palazzo Medolago Albani, che sta a Bergamo Alta, vicino alla porta di San Giacomo. Ti piace questo palazzo? Ti piacerebbe abitarsi? No. Lo vorresti? No. Ma Bergamo un pochetto la conosci? Bergamo Alta? Sì, Bergamo Alta sì. E perché la conosci Bergamo Alta? E l'ho visitata nel 1990 e poi ci sono andato una domenica di ottobre. Vabbè dai, recentemente insomma. Tu che la vivi un po' da esterno, perché sei bresciano da 20 anni, però insomma le tue origini sono un po' lontane. Tu che la vivi esterno, ma c'è sta rivalità? È più bello il centro storico di Bergamo o quello di Brescia secondo te? Oddio, diciamo che quello là di Brescia è più Questo di Brescia. bello e più riposante. Bergamo vedo un centro storico un po' più commerciale, poi non è che diciamo l'ho frequentato in maniera assidua, però io... Ti va bene così insomma. Esatto, sì. Vabbè, magari potevi capitare pure a Bergamo insomma. Vabbè, senti un po', vogliamo salutare gli amici bergamaschi quindi per chiudere questa puntata? Vai, come preferisci tu? Un buon pomeriggio da Brescia. Vedi, bravo, soft, educato, elegante, raffinato. Grazie, alla prossima da Brescia, ciao. Arrivederci. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.